Qui da Corte Santa Maria è tutto pronto per una nuova puntata di Giovedì a Corte. Oggi la dedicheremo tutta alla città di Sassari perché con noi avremo Giovanni Ruiu, che è presidente del Comitato Centro Storico ed eletto del Gremio degli Ortolani. Poi un'intervista di Icori Bichesu, sempre sport cittadino, con il capitano del Latte Dolce Calcio, per la nuova stagione che sta, speriamo, per iniziare con i migliori auspici. Insomma, qua è tutto pronto, ci vediamo tra pochissimo. Sardi alla frutta di Adriano Cossu, decoratore di buffet e fruit designer per matrimoni, eventi, compleanni e lauree. Non perdere l'occasione di fare di un semplice buffet il tuo evento speciale. Galleria commerciale Corte Santa Maria. Tanti negozi esclusivi, un superstore Cobec e un ampio parcheggio nel cuore di Sassari. La Galleria commerciale Corte Santa Maria è a Sassari in via Copino. Eccoci, benvenuto Giovanni, qua nel nostro salottino, ti sei accomodato? Molto bene. Qua sei in doppia veste oggi, sei come presidente del Comitato Centro Storico ed eletto del Gremio degli Ortolani, quindi sei un sassarese doc. Diciamo di sì. Si può dire di sì, usiamo questo DOC. A Sassari si dice inciavi. Ah, ok, perfetto, l'hai detto tu, benissimo. Io non lo ripeto perché magari non so bene come dirlo. Senti, partiamo dal centro storico. Allora, senti, comitato del centro storico. Cioè, quando è nato, cosa fa? Ma siamo nati 7 anni fa. Sì, 7 anni fa, non è una cosa di tantissimi anni fa. No, si è creato... 7 anni fa abbiamo cercato di fare il centro storico, il comitato centro storico, per un attimino sostituirci alle vecchie circoscrizioni, che secondo me erano un ultimo fulcro per ribadire alla politica quello che è l'importanza di vivere la città, certo. Perché il cittadino, il residente, il commerciante deve vivere la città in tutti i suoi aspetti negativi e positivi. Quindi un comitato che raccoglie dai cittadini residenti ai commercianti, alle associazioni, giusto? Assolutamente sì. Quindi raccogliete un po' tutti, intanto stavamo vedendo delle bellissime immagini del centro storico, opere d'arte come questa qua di Adriano Cossu, hai visto? Qua sei nelle vesti che poi parleremo. Piacerebbe dire che ci sono moltissimi artisti all'interno del centro storico, ecco. Dai costruttori di tamburi, quelli che si sentono suonare durante le processioni, fino ad arrivare agli liutai, insomma, tante persone molto interessanti. Sarebbe bello anche fare una visita. Certo, dai nostri artisti. Vediamo qua le stradine del centro storico di Sassari, veramente incredibili. Consiglio a tutti di visitarlo, visto che comunque noi siamo su Facebook, andiamo anche fuori dalla Sardegna col nostro programma, quindi mi raccomando, se passate dalla zona, passate da Sassari o no? Noi abbiamo il centro storico più grande d'Italia, quindi ecco, è uno dei più grandi d'Italia, è veramente splendido. Abbiamo bisogno di un input in più forse per migliorarlo. E adesso ci arriviamo. Senti, ma a livello di centro storico com'è? Ci sono delle mura? Com'è che si distingue dal... Il centro storico è circondato da una cinta muraria. Cinta muraria proprio, che praticamente va da Porta Nuova, Porta Sant'Antonio, Porta Uzzeri, che è qua vicino, fino a Torre Tonda, dove appunto lì faceva il cerchio. All'interno c'era il castello, che purtroppo non c'è più, di origine aragonese, che poi è stato, non so perché, buttato giù da amministrazioni precedenti, quindi stiamo parlando del 1800-1700. Molto precedenti. 1800, scusate. Molto precedenti, però è stato buttato giù. E questo è un grande rammarico. Ecco, cos'è che può vedere un turista che viene in centro storico? Dove gli consiglieresti di andare? Monumenti, arte, artisti? Abbiamo un tour veloce. Abbiamo di tutto, abbiamo dalle chiese splendide, Santa Maria, San Nicola,
tutte le varie chiese all'interno del centro storico, abbiamo bellissimo il Duomo che è spettacolare, abbiamo la fontana di Rosello che è altrettanto bella, molto caratteristica, insomma c'è da perdersi. Poi scusa, anche i vicoletti a me piacciono tantissimo. Certo. Vicolettini, girare, andare. Ma quelli bisogna girarli perché si sentono anche i profumi. Certo, non è, è sensoriale, è un'esperienza sensoriale, dovete provarla. Adesso Giovanni vi ha detto vi andate a vedere su internet i monumenti che vi ha detto Giovanni, ve li studiate, poi venite qui a Sassari, no? Vi invitiamo tutti. Ben volentieri, la nostra cucina è ottima, le quello persone sì. sono buone, insomma si vive bene a Sassari. Parliamo di cucina? No, dai, magari dopo qualcosa. La cucina, ragazzi, la cucina, l'enogastronomia è incredibile. Senti, come comitato in questi anni cosa avete fatto di bello? Ma abbiamo fatto cosa create? Abbiamo innanzitutto sensibilizzato alcuni episodi non proprio gratificanti per quanto riguarda la città. Però abbiamo costruito tante cose interessanti. Innanzitutto abbiamo riportato il carnevale all'interno del centro storico. Splendido, è stata un'esperienza ed è un'esperienza che spero che continui. Fantastico. Cosa vuol dire portare il carnevale dentro il centro Allora, storico? noi praticamente avevamo il gremio dei macellai, no? Che da anni ha sempre fatto il carnevale con una maschera, la cosiddetta maschera dell'orso. Ed era un vestito in pelle che si metteva un macellaio e tutti gli altri andavano a seguito. Bravissimi, Roberto Loriga, un carissimo amico che nel gremio dei macellai da anni professa questo tipo di attività e grazie a lui noi come Comitato Centro Storico abbiamo incentivato la festa, abbiamo arricchito la festa e insomma da 4 anni stiamo collaborando con loro. Vi dico una cosa che sta avendo molto successo. Bene. C'è molta integrazione, abbiamo fatto dei percorsi diversi, molto interessanti, con i quali poi abbiamo finito tutto a Taralluce e Vino, come sempre. Fantastico, tipico di Sassari, Taralluce e Vino. No, scherzo. Comunque con una bella arrostita. Zimino e vino. Oh, diciamolo. Senti, ottima questa iniziativa, ma le note dolenti ci sono ancora. Note dolenti ne abbiamo purtroppo perché comunque il centro storico non vive dei momenti splendidi, dallo spaccio all'interno del nostro centro, situazioni non troppo belle a livello di fruizione delle zone urbane, insomma i parcheggi selvaggi. Insomma, ci sono tante cose che non vanno, le ribadiamo ogni volta, ci riuniamo, cerchiamo di capire dove possiamo intervenire e soprattutto ci battiamo sulla sicurezza urbana e sulla sicurezza igienico-sanitaria. Certo. Perché noi vorremmo garantire che la nostra città sia appetibile per i residenti e quindi incentivare la residenza all'interno della nostra città e soprattutto che diventi veramente una cartolina per tutti. Come le immagini vedete c'è un abbandono completo delle attività commerciali, questo dovuto anche a Predanieda, allo sviluppo smisurato di Predanieda che ha portato alla chiusura di questi negozietti che io un po' nostalgicamente ricordo da bambino che erano ricolmi di persone che entravano e andavano a comprare dappertutto e insomma Sassari era veramente l'attività fulcro del commercio cittadino e non solo, anche provinciale. Bene, facciamo questo appello allora. Sì, assolutamente sì, dobbiamo... attuale e futura, perché bisogna continuare a lavorare. Abbiamo avuto anche un incontro con il prefetto D'Alessandro, molto costruttivo, abbiamo ribadito che quei concetti che ci siamo detti il 10 di luglio li vorremmo mettere in atto. Lei ha detto che avrebbe fatto un'area di crisi centro storico dove riportava il poliziotto di quartiere, figura molto importante, un deterrente, e poi a livello politico avevamo chiesto delle telecamere e soprattutto di cercare di attuare degli investimenti molto forti sul centro storico, perché il centro storico merita un investimento molto forte. Assolutamente sì Giovanni, hai perfettamente ragione. Senti, ti porto dal centro storico un pochino fuori, andiamo in zona latte dolce, forse non proprio latte dolce, ancora più fuori, perché il latte dolce adesso, se non sbaglio, si allena a Sennori. Abbiamo l'intervista al capitano fatta da Icori Bichesu.
Vediamo un po' come si stanno preparando all'inizio della stagione, poi siamo qua che ti devo chiedere due cose anche sul calcio, va bene? Ok, allora via con l'intervista di Ico. Un altro dei senatori di questa squadra, Marco Cabeccia, squadra rinnovata, tanto lavoro, chiaramente però buone aspettative per quello che è l'inizio di questa stagione. Sicuramente stiamo lavorando bene in questa location, ci permette di cercare di trovare gli automatismi, lavorare anche sotto l'aspetto tecnico, tattico ma anche fisico, quindi è una fase della stagione dove bisogna stare attenti anche a molte cose, a un piccolo acciacco, non farlo diventare un infortunio, quindi siamo soddisfatti di questa prima parte di lavoro, è solo l'inizio e quindi dobbiamo continuare a pedalare, a sudare e a impegnarci come stiamo facendo tutti. Un lockdown che praticamente ha stroncato per metà quello che è lo scorso campionato, dove peraltro vi stavate comportando molto bene. Squadra rinnovata in buona parte, tanti volti nuovi, ma qual è la tua aspettativa, soprattutto in riferimento a quello che è la preparazione? Di che cosa? Delle altre squadre, perché abbiamo visto che tutto sommato sono arrivati veramente degli ottimi giocatori in questo raggruppamento. Sicuramente le aspettative devono essere altissime perché dobbiamo tenere sempre alta l'asticella e puntare sempre al massimo. Sono arrivati degli ottimi giocatori, ne sono andati via altri che sono andati a rinforzare altre squadre, quindi penso che quest'anno il campionato sia veramente difficile. Aspetteremo poi i raggruppamenti, i gironi, ma intanto cambia ben poco perché comunque se conosco il valore delle squadre sarde, anche quelle del continente, se così possiamo definirle, saranno tutte squadre toste, ormai dobbiamo mettere una pietra sopra sul campionato passato, su questo lockdown. C'è stata una pausa molto lunga, ma adesso dobbiamo solo pensare al futuro e lasciarci dietro il passato. Un pensiero per appunto la formazione di questa squadra, abbiamo visto che siete in ritiro al Borgo degli Ulivi e grande sintonia, tanti sorrisi soprattutto, che non guasta in una formazione che poi insomma dovrà convivere fino a giugno. Devo dire che ci stiamo trovando molto bene al Borgo degli Ulivi, anche nella struttura del campo qui di Sennori, quindi la location e anche il paese ci ha accolto a braccia aperte, siamo molto contenti e noi stiamo cercando comunque di fare del nostro anche sotto ogni punto di vista, anche dell'educazione e niente, bisogna lavorare anche sotto l'aspetto umano oltre che calcistico, quindi amalgamare il gruppo, perché oltre a 20-25 giocatori ci sono anche 20-25 persone che devono trovare una sintonia anche fuori dal campo, che è una cosa fondamentale in uno sport di squadra come il calcio. E facciamogli in bocca al lupo allora al Latte Dolce Calcio per questa nuova avventura in Serie D. Ma io vedendo le immagini del Latte Dolce, insomma, mi sono ricordato indietro nel tempo quando giocavo con Latte Dolce. Ah sì? Sì. Ho fatto tutte le giovanili con Latte Dolce, sono nato al Latte Dolce, poi calcisticamente sono cresciuto al Latte Dolce, ho fatto tutte le giovanili e ho vinto anche il campionato della prima categoria, la promozione. Quindi sei artefice di questa grande tanti chili società importante. Vabbè, dai, insomma, un po' di scusa, le ziminate si fanno, certo. No? Insomma, dai. Senti un po', quindi bene, hai contribuito a questa scalata, vabbè, poi negli ultimi anni loro hanno fatto veramente No, ma la società cosa, è sempre stata sana, una bella società, bene. Il presidente Gianni Sanna con affetto, insomma, tutti quelli che erano con me mi hanno fatto crescere nella vita e nel calcio. Fantastico, il calcio è lo sport, importantissimo, importantissimo, e proprio legato al calcio c'è una sorpresa in centro storico, o sbaglio? Sì, io sono anche responsabile della terza categoria FIGC. Ho avuto il piacere di vedere un gruppo di ragazzi che hanno iscritto la squadra del centro storico Sassari. E quindi abbiamo una squadra di terza categoria, centro storico Sassari. Un altro quartiere di Sassari, il centro storico, che si va... Ti stoppo perché non mi piace il quartiere, ma mi piace definirlo città antica. Ok, città antica, perfetto. Quindi mi piace così. Città antica, perfetto. E quindi si parte sicuro con... Sì, si parte sicuro. Adesso i ragazzi hanno già ottemperato a quelli che sono gli atti costitutivi e gli statuti da versare in federazione, si stanno temperando anche a fare la loro iscrizione. Non ho capito bene dove dovrebbero giocare,
Sicuramente Un campo un lo pieno troviamo, un campo lo troviamo. Assolutamente sì. Mettiamo le perché- felpe in centro storico nelle vie? Guarda, Cosa dici? noi avremo, Per un fare le bellissimo, porte. noi avremo un bellissimo sogno che dove stanno facendo le bonifiche, dove c'era l'ex gasometro, di far costruire un campo di basket, un campo di calcetto e un impianto di parcheggi sotto, in una sopraelevata, perché così consentiamo ai nostri ragazzi finalmente di giocare anche loro, perché molte famiglie sono costrette ad andare nei quartieri vicini per portare i propri bimbi a giocare. Mio figlio è uno di quelli, gioca a basket e va a Sant'Orso. Mi raccomando, altro appello, vai Giovanni, Sì, sì. hai fatto bene, hai fatto bene. Senti, prima ti avevo un attimo interrotto perché oltre al carnevale hai organizzato altre cose molto interessanti. Sì, Le diciamo velocemente. 4 anni fa ci è venuta l'idea insieme al carnevale, di realizzare questo autunno in centro, una sorta di cortes, qua mi sa che sono di casa, una sorta di cortes dove andare di punto in punto per gustare alimenti e bevande in ogni circolo di Sassari. L'anno scorso insieme al CCN di Corso Vittorio Emanuele e insieme alla Banda Città di Sassari, insieme alla FENAC, Federazione Nazionale Liberi Circoli, abbiamo organizzato un percorso enogastronomico. È stato molto partecipato, la gente è stata molto contenta, quindi ben venga. Bene. Dai, speriamo bene. Vai col centro storico, adesso entriamo tra poco nel mondo dei candelieri, e lì ti batte il cuore. Ho già i brividi. Hai già gli occhi lucidi. Dai, ti faccio riprendere un attimo, un pochino di pubblicità e poi siamo qui ancora con Giovanni. Galleria commerciale Corte Santa Maria. Tanti negozi esclusivi, un superstore Cobec e un ampio parcheggio nel cuore di Sassari. La Galleria commerciale Corte Santa Maria è a Sassari in via Copino. Sardi alla frutta di Adriano Cossu, decoratore di buffet e fruit designer per matrimoni, eventi, compleanni e lauree. Non perdere l'occasione di fare di un semplice buffet il tuo evento speciale. La mente dell'uomo vola come il falco e l'uomo vede con gli occhi del falco. Il falco dall'alto del cielo porta l'uomo a scoprire i tesori dell'antica isola. E noi vi raccontiamo tutto quello che c'è sotto. E di nuovo qui con Giovanni Ruiu. Allora, adesso abbiamo parlato di centro storico, adesso dobbiamo parlare di candelieri, perché tu sei all'interno, adesso mi spiegherai poi anche tutte le varie funzioni che hai fatto e tutto, del gremio degli ortolani. Sì, cioè, tu lo vivi dall'interno quel giorno e tutto l'anno forse, no? Allora, sono 43 anni che lo Cavolo. vivo in maniera diretta, ero un bambino proprio di 3 anni. Mio zio Giuseppe Russo, il famoso pifferaio, suonava l'ottavino di Sassari, mi portò a casa di mia mamma, lei era la sorella di mio zio, mi portò a casa una valigia. Aprì questa valigia e c'era il vestito del gremio degli ortolani. Tutta la famiglia, da parte mia paterna, da tantissime generazioni, erano ortolani di secco perché producevano il tabacco. E quindi abbiamo fatto questa tradizione. Io e mio fratello Andrea, con mio fratello Giuseppe, che ora è capocandeliere del gremio degli ortolani, continuiamo a professare questa. Fantastico, questa bellissimo. nostra. Senti,
Proprio per i nostri amici, intanto qua stiamo iniziando a vedere delle immagini, queste sono dell'anno scorso, del 2019, mentre scorrono queste immagini, questo se non sbaglio è proprio il Candeliere degli Ortolani, se non sbaglio. Sì, è proprio lui. Lo spieghiamo ecco, alle persone che magari ci seguono al di fuori della Sardegna, che cosa succede il 14 agosto brevemente, che cos'è questa festa? A Sassari si dice il 14 agosto è festa manna, è la festa più grande che abbiamo a Sassari. È una festa di ringraziamento nei confronti dell'Assunta che ci ha liberato dalla peste, mai più che oggi è attuale anche perché abbiamo questo coronavirus che incombe sulle nostre teste. Il 14 agosto 10 candelieri, 11 candelieri scendono per il corso e arrivano a Santa Maria e sciolgono un voto all'Assunta per la liberazione di questa peste. Certo. Siamo 500 anni che professiamo questo, 500 anni. Oltre 500 anni che professiamo questa devozione, sciogliendo il voto. Il voto si scioglie dal momento che tu entri a Santa Maria e ai piedi dell'Assunta consegni il cero votivo. Durante la strada che cosa fanno questi candelieri che vediamo alle immagini? Durante la strada Succede è la festa di Sassari. Sì. È la festa di Sassari, è la festa di popolo. Emozione grandissima perché poi vedi tantissimi amici che ti salutano in maniera affettuosa e ti dicono Giovanni a 100 anni, vuol dire che ci dobbiamo sempre vedere in queste condizioni a salutarci e ad abbracciarci, perché veramente è la città che si abbraccia in quel momento, un momento di allegoria, di goliardia e soprattutto di divertimento sfrenato. Il divertimento sfrenato è sempre consapevole al fatto che noi dobbiamo sciogliere il voto, noi siamo attori principali, molto ligi al dovere, insomma, autorevoli, anche perché quello che portiamo non è un fardello di poco conto. Noi abbiamo un testimone che ci sentiamo nostro come gremio, ma è forte per la città, quindi è un concetto che va oltre ogni pensiero e ogni modo di fare. E poi c'è il ballo del candeliere, no? Com'è questo? Il ballo del candeliere va a ritmo di tamburo, che ci accompagna non solo durante la discesa dei candelieri, ma anche quando facciamo le processioni. I gremi, tengo a precisare, sono impegnati 365 giorni all'anno per la devozione alla Madonna, nel nostro caso la Madonna di Valverde, ma tutti i patroni che hanno gli altri gremi, compreso anche il gremio degli autoferrotravieri e il gremio dei facchini, che hanno anche loro, non partecipando alla discesa, però anche loro hanno una devozione, gli autoferrotravieri per San Cristoforo e i facchini per quanto riguarda la Madonna del Cielo. E quest'anno, dopo più di 500 anni, è stato il primo anno che è stata fatta in forma ridotta, si può dire. Come l'hai vissuta questa? L'ho vissuta in maniera molto sommessa e in maniera molto responsabile. Sì. Perché responsabile? Perché sapevo in cuor mio che, e infatti poi i dati ci hanno dato ragione, questo male del 2020 non andava via, ce l'avremmo accompagnato. Il solo pensiero che uno della Costa Smeralda, un qualsiasi personaggio, venisse a Sassari e contagiasse tutti, decimasse la nostra popolazione, da festa a passare al lutto sarebbe stato un attimo. Infatti ringrazio tutto l'Intergremio, con a capo il Presidente Madau, con Raimondo Rizzu e con Mirko, che sono del direttivo, insieme a tutti noi, che io sono anche rappresentante all'interno dell'Intergremio, abbiamo fatto questa scelta accurata. È molto ponderata. Infatti qua vediamo le immagini del voto, giusto, si è sciolto il voto. In quel momento il mio cuore era molto... piangeva perché sapevi che non tutta la città poteva stare vicino ai candelieri, vicino alle persone, ripeto, augurarci a 100 anni. Però ero consapevole che quello che abbiamo fatto era in funzione di salvare delle vite e quindi abbiamo avuto una duplice forza. La nostra forza è la Madonna, ci ha consigliato bene, viva Dio. Bene, ti sono venuti gli occhi lucidi, Giovanni, bravo. Senti, hai fatto un'altra bella cosa, che io sono andato a spulciare il tuo profilo Facebook, ho fatto il curioso. Hai dedicato il Candeliere d'Oro di quest'anno, che non è stato dato, a medici e infermieri per quello che hanno fatto. È un grande gesto. Te lo sei sentito da dentro? Ero a casa, stavo pensando, insomma, perché non si dava il Candeliere d'Oro? Per noi è il sabato del villaggio, no? Il Candeliere d'Oro, perché il 13 di agosto si fa. E quindi è un momento di riflessione per i gremianti
perché sono ultimati i preparativi, è un po' il sabato del villaggio di Leopardi. E quindi nel mio pensiero dicevo, ma perché non si è dedicato il candeliere d'oro ai nostri eroi, perché li definisco eroi, aiutano e hanno aiutato tantissime persone a salvargli la vita. E in cuor mio io sono sicuro che questo gesto li riempirà di onore e di orgoglio, li farà proseguire avanti. Bene. La battaglia non è finita. Non è finita, però bel gesto, veramente, bravo Giovanni. Senti, voglio far vedere ai nostri amici una fase saliente di tutta questa festa incredibile. Brividi su brividi. Brividi veramente. Vediamo queste immagini e poi le commentiamo insieme a Giovanni. Vai Cesare. Immagini molto emozionanti, soprattutto per Giovanni, immagini del 2017 perché questa cosa quest'anno purtroppo non si è fatta neanche questa cosa qua che sarebbe quello che abbiamo appena visto, Giovanni. Quella si chiama la vestizione, praticamente è quando il candeliere viene addobbato tutto tondo con bandierine, le bandierine sono dal 1800, le nostre del 1870 fino al 2019. Ah, tutte quelle bandierine che si vedono e lì ogni bandierina codifica l'obriere che ha preso il candeliere e di conseguenza la bandiera. Ed è stato un eletto, come me, all'interno del gremio degli ortolani. Infatti, come avete visto, c'è poi un momento molto toccante, che è quando la corona viene issata e infilata dentro il fuso, ecco proprio questo momento qua. Esatto, lì praticamente è una delle parti principali della festa, della vestizione, perché da questo momento, come si issa il candeliere, parte veramente la festa. Perché lì poi si parte e si va in giro per... No, lì parte la festa perché comunque... La festa, ok. Sì, perché comunque lì si completa la vestizione, dopodiché si mettono le stanghe e si balla il candeliere e si prova il candeliere. Quel momento è che tutti i vecchi e i nuovi obrieri che negli anni hanno seguito continuano a procedere a fare festa e a fare lo scioglimento del voto. Per te è il momento più emozionante o ce ne sono altri che proprio li senti quando sei... Allora, la discesa dei candelieri è tutta emozionante, è tutta emozioni, è tutta sentimento, pathos, però c'è un momento che a me mi tocca principalmente. Quando noi arriviamo a Santa Maria, tocca al gremio degli ortolani entrare, lì si aprono le porte. Io lo chiamo il portale, un po' come Stargate. Entra il candeliere, poi al suono della Deoti Salvet Maria,
si alza il candeliere e tu dici ringrazio Dio, siamo di nuovo qua. Siamo di nuovo qua, fantastico, fantastico. Quello è il Giovanni. momento più toccante del... Siamo di nuovo qua e l'anno prossimo ci saremo? Assolutamente Tu sì. come te la senti e come la vedi? Vabbè, io sono di religione cattolica, quindi alla fine la provvidenza ce l'ho. Io sento che il prossimo anno ci rimetteremo in sesto, sento in cuor mio che faremo la discesa dei candelieri, avremo già la nostra bella festa, quella, Sì. la Madonna di Valverde, che è la seconda domenica di Pasqua, che è Sì. la nostra festa principale di gremio, perché i candelieri sono importanti, però le feste patronali per noi Certo. gremianti sono fondamentali per continuare le cariche, perché poi c'è un momento particolare che si chiama l'intrego, dove c'è la successione delle cariche e lì Sì. è il momento dove tutto il gremio si raccoglie per dire ok, possiamo ricominciare, e noi la facciamo la seconda domenica di Pasqua. Bene, senti Giovanni, grazie veramente per essere stato qui con noi, averci spiegato, raccontato queste immagini e questa a voi. grande festa e questo grande antico borgo, antica città, come antica città del centro storico di Sassari. Grazie veramente, Grazie a te. grazie Giovanni. Io vi ricordo che questa puntata la potete rivedere sul nostro sito www.sardinialife.it, la nostra mail è info@sardinialife.it e c'è anche la nostra pagina Facebook, ci trovate anche su Facebook, su Instagram e su Twitter. Noi ci vediamo giovedì prossimo. Ciao! Sardi alla frutta di Adriano Cossu, decoratore di buffet e fruit designer per matrimoni, eventi, compleanni e lauree. Non perdere l'occasione di fare di un semplice buffet il tuo evento speciale. Galleria commerciale Corte Santa Maria. Tanti negozi esclusivi, un superstore Cobec e un ampio parcheggio nel cuore di Sassari. La Galleria commerciale Corte Santa Maria è a Sassari in via Copino. La mente dell'uomo vola come il falco. E l'uomo vede con gli occhi del falco. Il falco dall'alto del cielo porta l'uomo a scoprire i tesori dell'antica isola. E noi vi raccontiamo tutto quello che c'è sotto.